dall'alto dei suoi 99 guarda. Don Floriano la saluto, tanti auguri, qua vicino, sì, io provengo da Rovigo, sono padovano di adozione, insomma. Un autografo ce lo fate sul libro poi? Sì, dopo facciamo l'autografo sul libro. La saluto, tanti auguri, sa? È stato un piacere, è stato un piacere. Speriamo. Ma come la sua però deve star male anche no? Appunto, come la sua. Arrivederci. Adesso andiamo in TV Don Floriano. Ecco qua. Beh, buongiorno Don Floriano, come sta innanzitutto? Beh, qui sto bene e soprattutto godo molto per vedere gli anni che ho trascorso al Barbarigo. Quanti ne ha trascorsi al Barbarigo? Ne ho trascorsi 60. 71 febbraio, Bravo, 46, bravo. 2017. Quando è arrivato? Quando è arrivato al Barbarigo? Nel 46 dunque il giorno 12, no 12, nel dicembre, la festa dell'Immacolata, 8 dicembre del 46, da Campo Nogara, dove ho fatto 2 anni, i primi 2 anni di sacerdozio a Campo Nogara, come cappellano. E là, insomma, vivevo assieme all'arciprete della stessa canonica e avevo un arciprete che era la fine del mondo. Ah sì? Come si chiamava, si ricorda? Don Evaristo Romanato. Di Campo Nogara? Di Campo Nogara. L'ha conosciuto? No. Purtroppo no. Difficile perché un po' d'anni che è mancato. Poi nel 46 arriva al Barbarigo. Sì, nel 46. Come ha trovato il Barbarigo da Floriano nel 46? I tocchi in due? Dopo la guerra? No, io cerco di dimenticare quello che ho passato i primi anni. Come mai? Erano molto difficili. Perché? Anche per il mangiare. Si trovava da mangiare, Sai, ce n'era poco in quell'epoca. Cerchi di ricordare cosa significa essere vissuti nel 1946. Io sono nato 30 anni dopo. Prova lei a spiegarmelo. Provi lei a spiegarmelo. Cosa significava vivere in quegli anni? Significava che il pane è razionale. Ti davano un panino e per avere mezzo panino in più bisognava mettere sul tavolo un segnale, ecco, perché il refettorio era comune e allora le suore, perché allora c'erano in cucina le suore, comunque il cibo era molto modesto, ma sono sopravvissuto. Intanto la stanno salutando. C'è Giampaolo Magagna che dice musica vita ad multos da Bach. Esatto. Giampaolo Magagna ci saluta, ci sta guardando anche Maria Sole Colombara, che salutiamo. Del liceo musicale, Maria Sole. La Maria Studia filosofia in Svizzera. La sta guardando adesso. la ringrazio. Ecco. E quindi 46, quindi, e poi appunto che cosa si mangiava allora quindi? Cioè c'era panini, pasta, carne si vedeva ogni tanto. No, Polenta forse. davano dei cubetti di polenta e un po' di succo
toccio, diciamo. Toccio. Ecco, ma era una pietanza gradevole perché riempiva la pancia. Perlomeno. Sì. E che cosa insegnava nel 46? Cosa faceva? Insegnavo religione e educazione civica, buona educazione, perché li accoglievo in chiesa una volta, una mezz'ora alla settimana, e un giorno tutte le tre medie ricevo e li radunavo insieme e leggevo una parte del libro delle regole, che avevamo il libro delle regole, Delle regole? ancora che è il regolamento della scuola. Non so se l'avete avuto voi il libro, no, il libro delle regole, Ecco. no. Beh, comunque sopravvissuto tutte cose Lei di altri tempi. le piaceva insegnare ai ragazzi? Erano entusiasti di me, Ah sì? sì, perché avevo l'astuzia di fare domande e impostare l'ora di musica o anche di religione sempre a botta e risposta, e facevo delle domande, davo un piccolo premio a quello che riceveva, di solito erano caramelle. Ti ricordi forse? Caramelle. Ecco, ma è vero anche che ogni tanto volavano anche i flauti? Che lanciava qualche flauto? Ah sì, perché c'era l'insegnamento del flauto dritto, che è uno strumento noioso. Ah sì? Sì. Ma comunque è facile, ma naturalmente i ragazzi sono sempre vivaci, e allora partiva un flauto nella direzione c'era i banchi erano A semicerchio erano? O erano in file o a semicerchio? no, a semicerchio, in vari piani, perché ce n'erano, le classi erano normalmente di 30-35 ragazzi, e quindi bisognava che avessero anche la possibilità per scrivere e per mettere che fungevano anche da leggio quando toccava suonare, e mettevano ecco, scrivevo per l'annata ogni anno un metodo, cioè un testo per i ragazzi da imparare per la banda. La famosa banda. A questo proposito la saluta Christian Hornbostel, che scrive: un caro abbraccio al mio maestro, onorato e orgoglioso di aver fatto parte dell'orchestra giovanile Alverdi nel lontano 1973. Ci insegnò cos'è la disciplina e l'entusiasmo, oltre ovviamente alla passione per la musica. Grande Don Floriano. Poi scrive anche: confermo il lancio di flauto con atterraggio su qualche banco. È vero, allora è proprio vero. Parliamo della musica. Lei ha sempre avuto questa passione? Sempre, fin da piccolo, perché io abitavo in campagna, a Rivale di Pianiga, e a Natale la scuola cantorum del paese faceva dei canti natalizi, e poi andava per le famiglie a fare gli auguri, la compagnia dei cantori, e c'era il capo del coro che intonava dolce felice notte,
E io avevo 4 anni quando sono venuti un Natale in casa mia a fare gli auguri e ho cantato, ho ripetuto quello che loro hanno fatto, proprio con le stesse parole, oh dolce, felice, notte. E quella è stata la scintilla con la musica? Ma sono nato musico. Sono nato. Si nasce con l'attitudine, con la tendenza alla musica. Beh, però la cultura musicale me la sono fatta dopo. Ah sì, prima suonare e poi... Ecco, Me la sono fatta c'è Antonio Francon che scrive un affettuosissimo abbraccio al grande Don Floriano, grande educatore e conferma anche lui il lancio. Tutti confermano questo famoso lancio dei pifferi ogni tanto. Sì, ogni tanto, perché erano distratti e ridevano invece che facevano finta, erano pochi quelli che suonavano bene. Se in una classe di 30 ragazzi che imparavano bene lo strumento erano 10, 12, 15. Senta, lei ha insegnato 72 anni al Barbarigo. Sì. Che ricordo ne tiene? È un bilancio, se vuole, della sua vita da educatore, da prete? Sono stati gli anni più belli della mia vita, perché ho avuto tante soddisfazioni, tanti ragazzi che hanno avuto un bel risultato sia come studio sia come educazione. Tanti anche, ricordiamolo, sono entrati al conservatorio, sono diventati musicisti o hanno anche fatto altre cose, però è rimasta questa passione per la musica. Ho potuto avere fino all'anno scorso, perché dall'anno scorso io sono stato internato, diciamo, 4 sassofonisti, un quartetto. Ecco, adesso, allora, danno un saluto anche Manuela Perdonno, un bel ricordo del Barbarigo, con affetto saluto Don Floriano. Gabriele Parpaiola dice: Don Floriano, buonasera, grazie veramente di tutto, non ho mai smesso di suonare, da quel lontano 1988. Ho una domanda. Qualche tempo fa le ho regalato un CD della mia band in dialetto veneto. Questo CD se lo ricorda di Gabriele Parpaiola? Ne ho tanti. Ne ho tanti. Sì, ma è tanto tempo, io non ascolto mai, quasi mai. Ok, allora Gabriele, vedremo. Tempo. Una cosa volevamo chiedere a Don Cesare, se si avvicina un attimo, ecco. Sì. Don Cesare Contarini oggi è il rettore del Barbarigo, l'ultimo rettore di Don Floriano. Ecco, un bilancio, che cosa ha lasciato Don Floriano nel Barbarigo di oggi anche? Don Floriano è ancora il Barbarigo di oggi, nel senso che lui è sempre di casa al Barbarigo, se non c'è tutti i giorni fisicamente, ma è sempre ricordato, tutto il suo repertorio di esperienza musicale è ancora lì, e ogni volta che noi facciamo qualche attività andiamo sempre a ricordarlo, e quando è possibile e quando sta bene può venire anche invitarlo. Siamo contenti che sia qui presente alla mostra. Posso dire a tutti quelli che stanno ascoltando e vedendo che è arrivato seduto tranquillo, si è messo a leggere con i suoi occhi, non con gli occhiali, tutti i tabelloni, commentando anche qualcosa che magari non era perfetto secondo la sua memoria. Ma non ha lanciato nessun piffero stavolta? No, adesso no. Glieli abbiamo tolti? Ormai è un po' di tempo. No, ce l'ho ancora. Ah sì, eccolo. Ma io ho ancora quei pifferi là. Ecco, Alberto Dalla Libera dice: Don Floriano non invecchia mai. No. E con questo vi ringraziamo, chiudiamo la diretta. Se ci danno un saluto Don Cesare e Don Floriano. Grazie a chi è ancora collegato, e buona serata, e passate alla mostra che sicuramente vi piacerà. Di nuovo. Andiamo avanti. Andiamo avanti.